Dopo il pesante passo falso alle regionali, le tensioni non si allentano nel PD siciliano, anzi, in vista delle politiche di marzo, le dinamiche interne al partito si agitano ulteriormente. Nelle prossime ore, nella sede di via Bentivegna a Palermo, un gruppo di dirigenti si è autoconvocato per fare il punto della situazione in prospettiva delle candidature da mettere in campo. E tra i promotori dell'iniziativa c'è l'ex deputato Giovanni Panipinto, che afferma: c'è la preoccupazione che le prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato possano diventare l'ennesima sconfitta del PD siciliano, in proporzioni tali da mortificare ed umiliare coloro che credono e vogliono continuare a credere nei valori del PD. La preoccupazione è legittima, spiega ancora il politico bivonese, per come è stata iniziata e condotta la campagna elettorale per le regionali, per il pessimo esordio all'Ars del gruppo parlamentare del PD, per il silenzio assordante sul prossimo appuntamento elettorale a Palermo come a Roma. Poi Panepinto chiarisce: non si vuole fondare nessuna nuova corrente, ma provare a capire e far capire che serve un impegno straordinario di tutti per evitare che il PD in Sicilia sia marginale e insignificante elettoralmente e politicamente. Suona come una resa dei conti? Vedremo. Intanto partiti e movimenti in fermento per la scelta dei candidati. Cosa faranno gli agrigentini che non sono riusciti a staccare il biglietto per tornare all'Ars? Uno di questi è Giovanni Panipinto, il quale proverà quasi certamente a rimettersi in gioco, ma in casa c'è il suo allievo Tonino Moscat, il giovane favarese e deputato uscente, e poi c'è Maria Iacono. Angelo Capodicasa, ex PD, è ora leader nell'isola dell'MDP del duo Bersani-D'Alema. Per l'ex presidente della regione un posto al sole sembra scontato. Tornando ai bocciati di Sala ad Ercole, c'è il duo Michele Cimino e Totò Cascio, entrambi di Sicilia Futura. Sia l'Empedoclino che il Riberese non staranno certamente con le mani in mano, vogliosi di rituffarsi nell'agone politico da protagonisti. L'ultima parola spetta ovviamente a Salvatore Cardinale. E infine c'è l'ex presidente della provincia, Vincenzo Fontana, il quale, dopo lo scegliete le righe di Angelino Alfano, dovrà ricollocarsi se vorrà ambire ad una poltrona romana. Il favarese Nino Bosco è l'uscente della Fu Alternativa Popolare. Forza Italia in quest'ottica potrebbe rappresentare un approdo appetibile, anche perché l'elezione all'Ars di Riccardo Gallo lascia potenzialmente libero un posto per Montecitorio. E veniamo agli altri due uscenti agrigentini. Al Senato il saccense Giuseppe Marinello, anche lui a questo punto ex alfaniano, e il riberese Giuseppe Ruvolo, tornato all'UDC. Ma come si voterà? 2 le circoscrizioni elettorali per la Camera. Alla Sicilia occidentale assegnati 9 collegi uninominali e 16 posti plurinominali per un totale di 25 seggi. Per quella orientale sono complessivamente 27 i seggi disponibili. Per il Senato invece sono stati assegnati alla Regione Sicilia 25 seggi, 9 uninominali e 16 plurinominali.